Una provincia attraversata da fiumi di droga, gli ingenti sequestri di cocaina effettuati tra mercoledì e giovedì dai carabinieri del comando provinciale di Nuoro in territorio di Villano Vattulo e sulla 131 in direzione Ottana confermano che nel nuorese la droga rappresenta un importante business per la criminalità, sia che si tratti di coltivare e spacciare marijuana ormai sequestrata a quintali dalle forze dell'ordine, sia quando i ritrovamenti salgono di livello con la scoperta di traffici di droga che riguardano la cocaina. Ritrovamento di 10 kg di cocaina purissima dal valore sul mercato di diversi milioni di euro e l'arresto di 6 trafficanti da parte dei carabinieri delle compagnie di Nuoro e di Isili confermano la bontà del dispositivo di controllo del territorio predisposto dalle forze dell'ordine che ha permesso ai militari di individuare e arrestare i trafficanti in transito nel territorio di competenza. Saranno le indagini in corso a stabilire quale fosse la destinazione dei carichi di cocaina sequestrati dai carabinieri, ma ormai quello della lotta alla produzione e al traffico di stupefacenti rappresenta un impegno costante e quotidiano, ma anche primario per le forze dell'ordine, carabinieri, polizia e guardia di finanza. Non passa giorno che le cronache non registrino degli arresti o delle denunce per possesso, produzione o spaccio di stupefacenti. Un grosso impegno per le forze dell'ordine al fine di arginare un fenomeno che ormai anche nel Nuorese ha assunto un rilievo notevole, anche se l'allarme sociale di questi ingenti ritrovamenti di sostanze stupefacenti non ha raggiunto presso l'opinione pubblica quei livelli di attenzione che meriterebbe, anche perché se i sequestri sono una percentuale del reale traffico di stupefacenti che si svolge su un territorio, l'altra faccia della medaglia è il grande numero di consumatori cui sono destinate le sostanze stupefacenti, che vedono spesso i giovanissimi tra i principali usufruitori.